Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. In apertura alla cronaca sono gravi le condizioni di una 22enne che risiede nell'Interland udinese che questa notte alle 2:30 è uscita fuori strada a Pozzuolo del Friuli. Queste le immagini che si riferiscono alla fuoriuscita della macchina. La giovane stava percorrendo via l'Europa Unita in direzione Udine quando per causa in corso d'accertamento la sua Nissan Micra ha sfondato la recinzione di una casa e si è capottata. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che non senza fatica sono riusciti a estrarre la 22enne dall'abitacolo. È stata poi affidata al personale sanitario del 118, si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Udine. La situazione Covid, sono 494 i casi in regione riscontrati nelle ultime 24 ore, tra le persone decedute, 2 a Gorizia, 1 a Udine, 3 le persone ricoverate in terapia intensiva e 75 quelle ricoverate negli altri reparti. E ora parliamo di economia, al via l'iter per l'insediamento di un nuovo mega impianto siderurgico della Metinvest della Danieli a Portonogaro, vale oltre 1 miliardo di euro, la Regione investirà 80 milioni per infrastrutture dell'area, sentiamo. Tavolo tecnico oggi in Regione a Udine sul progetto di realizzazione di un nuovo impianto per la produzione d'acciaio sostenibile a Portonogaro, in prima linea il gruppo Danieli. Danieli è una sorta di intermediario che dovrà costruire un impianto chiave in mano per la Metinvest Ucraina. Ha mantenuto ampliando il progetto. Prima si trattava solo dell'amminatoio che più o meno valeva 800 milioni chiave in mano, oggi si parla di amminatoio con acciaieria moderna, quindi con forno elettrico, quindi si parla di 1 miliardo e 100, 1 miliardo e 2. Il nuovo impianto darebbe lavoro a 700-800 persone interne e 1 migliaio esterne, avrebbe un impatto sul PIL regionale dell'8% e su quello friulano del 16%. E la terza fase, visto che siamo Hydrogen Valley, si potrebbe portare una riduzione diretta, quindi non partire da rottame, ma partire da palline, a idrogeno, che significa emissioni zero. Dal canto suo la Regione, che ha dato avvio all'iter di potenziamento dell'area, è pronta a investire circa 80 milioni di euro. Si parla di dragaggi, si parla di piani urbanistici, si parla di banchine, si parla di tanta cosa, però l'opportunità è importante. E per venire incontro alle esigenze di imprese e ragazzi verso il mondo del lavoro, la scuola Stellini ha lanciato un sondaggio, ne risulta che difficilmente gli studenti hanno un sogno da realizzare. Sentiamo. Abbiamo chiesto in modo particolare ai nostri studenti quali competenze vengono secondo loro richieste oggi nel mondo del lavoro e se queste competenze sono sviluppate in modo adeguato dalla scuola. Ne sono emerse delle risultanze molto interessanti e anche sorprendenti per certi punti di vista. La competenza che secondo i nostri studenti è più richiesta nel mondo del lavoro è l'abilità nella comunicazione e da questo punto di vista, secondo i nostri studenti, il nostro liceo è eccellente perché tutti riconoscono che questa competenza viene sviluppata. Un'altra competenza importante è quella di sapere fare rete, quindi lavorare in gruppo. Da questo punto di vista, secondo i nostri studenti, qui allo Stellini c'è ancora molto da lavorare. E per quanto riguarda il mondo del lavoro, si vede vicino o si vede ancora molto lontano? Devo dire la verità, sono rimasto stupito favorevolmente dalle risposte date dai nostri studenti perché hanno una chiara percezione di come si sta evolvendo il mondo del lavoro, anche se qualcosa ancora a loro sfugge. Per esempio c'è una domanda legata all'importanza di avere un sogno da realizzare. Secondo i nostri ragazzi, per entrare nel mondo del lavoro e per fare carriera non è strettamente necessario avere un sogno da realizzare. Questa è una risposta che mi ha decisamente sorpreso. La politica, domani si andrà al voto per eleggere 33 sindaci di altrettanti municipi in Friuli Venezia Giulia. Sentiamo i numeri e quali sono le sfide principali. 33 comuni al voto, 84 candidati alla poltrona di sindaco. Domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 i cittadini saranno chiamati al voto per decidere le sorti di 33 amministrazioni comunali. Verranno eletti nell'occasione 528 consiglieri e 161 assessori. Sfide molto attese a tal punto che nella nostra regione si sono catapultati alcuni big nazionali per spostare le preferenze. La scorsa settimana è stato il turno di Salvini, seguito poi da Letta. Una specie di banco di prova per i partiti che si misurano in vista delle prossime elezioni nazionali e
regionali del 2023. La sfida più importante è sicuramente quella di Gorizia, unico capoluogo di provincia coinvolto in questa tornata elettorale. Oltre a Gorizia sono 3 le amministrazioni, Monfalcone, Azzano Decimo e Codroipo, con le possibilità di ballottaggio, previsto eventualmente 2 settimane dopo. E poi c'è la sfida nella sfida, quella dei comuni più piccoli dove si fa fatica a trovare candidati sindaci. Sono 8 i municipi dove si presenterà una sola lista, con quindi un solo candidato alla carica di sindaco. Si tratta di paesi molto piccoli che contano per esempio 266 abitanti come Preone, a territori come quelli di Arta Terme e Sagrado che contano poco più di 2200 abitanti. È proprio nei piccoli comuni che si sta verificando quel fuggi-fuggi che dovrebbe far meditare su quanto sta cambiando l'affezione al mondo politico. Torniamo ora a parlare di scuola. Ieri abbiamo parlato della storia del nonno vigile, emozionato per l'ultimo giorno di scuola, dei tanti ragazzi che ha assistito appunto in questi mesi. Ebbene, è bassissima al momento l'adesione al bando pubblicata dal Comune di Udine per la ricerca di questi nuovi volontari della sicurezza. Sentiamo l'intervista all'assessore Ciani. Sono solo 3 i nonni vigili in servizio in tutto il capoluogo friulano. Loro fanno quello che possono, ma vista la carenza nei punti più pericolosi, il servizio di sicurezza davanti alle scuole viene svolto dagli agenti della polizia locale. Proprio per non disperdere le energie e le capacità di chi anche nella terza età può impegnarsi per il bene comune, l'amministrazione comunale invita i nonni degli alunni delle scuole secondarie e primarie di farsi avanti e iscriversi ai corsi di formazione necessari per entrare in ruolo. È piuttosto difficile trovare delle persone che si prendano un impegno che comunque è piuttosto gravoso, ma d'altra parte è un'attività stupenda da parte di persone che tendenzialmente hanno una certa età, che vogliono dare del proprio tempo a disposizione della collettività, magari presso la scuola in cui ci sono i loro nipoti. Per cercare di ampliare però queste figure abbiamo deciso di adottare un bando che è stato pubblicato e che sarà pubblicato fino alla fine del mese di luglio sulla base della nuova normativa regionale che dà un inquadramento normativo a queste figure. Il Comune darà una formazione ai volontari, li fornirà anche di tutti i vestiti, di tutto ciò che è necessario per svolgere la loro attività, e ovviamente cercheremo sempre più di implementare il numero dei volontari, ovviamente di ringraziarli per la stupenda attività che svolgono in favore dei giovani che frequentano le scuole della nostra città. Sono stati restaurati nella chiesa di San Francesco a Udine gli affreschi della navata del transetto. Le opere originali risalgono alla metà del XIV secolo. Ci troviamo all'esterno della chiesa di San Francesco di Udine, dove sono stati inaugurati gli affreschi restaurati della navata e del transetto. Ci sono voluti 6 mesi di lavoro coordinati dalla soprintendenza, che hanno portato anche a delle importanti scoperte di inestimabile valore storico, il che fa di questa chiesa un patrimonio artistico, culturale della città da salvaguardare e valorizzare sempre di più. L'impegno dell'amministrazione è quello non solo di utilizzarla come sede espositiva, come è stato fatto finora per convegni, per incontri, ma anche di valorizzarla per quello che la Chiesa presenta attualmente, appunto questo ciclo di affreschi, queste strutture di grande valore, fatte attorno all'anno 1300-1350, di scuola diciamo emiliana, ecco, oltre che veneta, che costituiscono un unicum per la nostra città. Prima cosa da fare è potenziare l'illuminazione delle 3 absidi e del transetto, appunto perché adesso si possono leggere bene questi affreschi. A Colloredo invece è stato presentato il libro Ippolito Anzuline, storia di un'amicizia dentro e fuori il castello di Colloredo. Sentiamo. Dall'intento di valorizzare il patrimonio storico-culturale locale e sostenere il rapporto di affezione che i bambini possono costruire con esso, nasce il libro Ippolito Anzuline, storia di un'amicizia dentro e fuori il castello di Colloredo. L'opera, che ha preso vita nell'ambito di un percorso didattico, è stata presentata questa mattina proprio nel contesto in cui si sviluppa la storia, il castello di Colloredo di Montalbano. Il racconto è scritto in 5 lingue, friulano, italiano, inglese, sloveno e tedesco. I testi sono delle maestre della scuola dell'infanzia di Colloredo di Montalbano, Serena Martini e Angela Tedeschi. Le illustrazioni sono di Anastasia Fabbro, mentre i disegni sono opera dei bambini dell'asilo. Il libro ha il patrocinio dell'Arlef ed è stato pubblicato a cura del Comune di Colloredo di Montalbano. Il sindaco Luca Oman ha ringraziato insegnanti e bambini per aver realizzato un'opera preziosissima per la comunità.
La presentazione del libro rientra nell'attività della Proloco di Colloredo di Montalbano che, ha ricordato il presidente Matteo Venuti, si pone tra gli obiettivi primari quello di coinvolgere i bambini del territorio attraverso le scuole. È fondamentale, ha sottolineato l'assessore alla cultura di Colloredo, Paola Molinaro, che i bambini conoscano il proprio territorio e prendano consapevolezza del patrimonio artistico e culturale che li circonda. Il racconto ha preso vita nel castello, interpretato e disegnato dal vivo, secondo le indicazioni dei più piccoli. La città di Cividale si prepara a ospitare 3 eventi sportivi di rilievo nazionale nel mese di giugno, scopriamoli. Dovrebbe arrivare il servizio, Cividale, eventi sportivi. L'UEB Gesteco in finale playoff per salire in A2, l'Italbasket femminile in città per un mini ritiro un triangolare con Spagna e Slovenia, il campionato nazionale di freccette nell'ultimo weekend del mese. A Cividale del Friuli è lo sport, pallacanestro ma non solo, a scandire un giugno ricco di appuntamenti di respiro nazionale, con previsioni importanti sull'afflusso turistico in città. Abbiamo iniziato già da maggio con la Gran Fondo al Paiti, con il Giro d'Italia, al di là dei turisti che già iniziano a muoversi da più di un mese. Anche questo appuntamento delle nazionali è andata comunque a riempire per 10 giorni le strutture ricettive più grandi di Cividale. Lo sport diventa mezzo di promozione, di ricaduta economica sul nostro territorio, ma basta vedere i dopo partita della Gesteco che inizia, diciamo così, a colorare di giallo la nostra città. Sono tutti aspetti molto importanti e positivi che danno quel valore in più a questi tipi di iniziative. Sono tornati i grandi eventi, i concerti a partire da Lignano Sabbiadoro con Cesare Cremonini. Martedì sarà la volta di Marco Mengoni a Villa Manin. Scopriamo tutti gli altri eventi. Finalmente dopo tutto questo stop ci sarà un'estate molto ricca di eventi, perché la prossima settimana ci sarà la data zero di Mengoni a Villa Manin, poi ritorneremo a Lignano con il concerto dei Maneskin, Giovanotti col Giova Beach, chiuderemo poi ancora a Villa Manin con Notre Dame de Paris e l'attesissimo concerto di Blanco, quindi un'estate molto impegnativa. Finalmente siamo contenti di ritornare così. E finalmente Lignano comunque è ben attrezzato per accogliere questo tipo di spettacoli e lo stadio ormai è la capitale del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda i grandi eventi e noi siamo felici di essere partecipi di questa bella avventura. E Cremonini ormai è qui da 10 giorni, si è ambientato bene, ha voluto anche lui tornare qui a Lignano, possiamo dirlo? Ma bisogna dire che tutti gli artisti che hanno incominciato a fare arte zero con Lignano sono sempre ritornati, questo è di buon auspicio, quindi magari il prossimo anno ci saranno delle novità ancora più interessanti. Cremonini è la seconda volta che viene, è molto contento di essere qua e quindi siamo felici di ospitarli ancora nel nostro territorio. Questa era anche l'ultima notizia, ci vediamo con il nostro notiziario sempre alle 19, sempre su Telefriuli. Grazie, arrivederci.